Oggi sto stabilendo un modello per cui chi vuole può chiedere determinate materie di economia differenziata. Per le regioni che non lo chiedono non cambierà nulla, nessuno può essere penalizzato dalla legge. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli al termine dell'incontro con i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sull'autonomia. Un primo confronto dal quale il governatore Zaia esce soddisfatto per i passi avanti fatti. Si parte col piede giusto, con rapidità, con le idee chiare. Adesso si tratterà di avere il nuovo provvedimento che il Ministro dice di avere già in bozza e quindi noi lo osserveremo quando ci verrà consegnato. Questo è un paese che dovrà abbandonare il centralismo e andare verso un federalismo reale. L'occasione, continua Zaia, per portare efficienza nei territori, lo abbiamo dimostrato con molte competenze durante l'emergenza Covid. Siamo davanti a un provvedimento che non è la secessione dei ricchi, lo si fa a saldi invariati, vuol dire che chi avrà l'autonomia gestirà a parità di costi le sue competenze nel suo territorio e chi non avrà scelto l'autonomia continuerà a avere quello che aveva prima e non gli sarà tolto nulla. Per il Veneto resta la richiesta delle 23 materie, con quel principio di gradualità che io stesso ho introdotto, ricorda Zaia, 5 anni fa, con la firma di una preintesa che prevede inizialmente 5 materie e poi via via tutte le altre. Il vero tema, sottolineato ancora il governatore, è quante materie delle 23 si riuscirà a portare a casa. I presidenti escono dall'incontro con Calderoli con rassicurazioni anche per quanto riguarda le tempistiche. Con il ministro, spiega il presidente del Veneto, c'è una visione comune, ha voluto accelerare i tempi del percorso verso l'autonomia, condividendo una bozza della legge di attuazione. Si tratta finalmente di tempistiche rapide che impegnano le regioni e il Paese ad un percorso comune nella realizzazione di una riforma più che mai necessaria, chiesta a gran voce dai cittadini e prevista dalla Costituzione. Probabilmente nel giro di qualche settimana già si vedrà qualche primo provvedimento e probabilmente si farà anche capolino in Consiglio dei Ministri. Il Ministro Calderoli ha già dato nelle giornate scorse un'idea, no? Ha detto che nel giro di un anno dovrebbe essersi conclusa tutta questa procedura.